Questa è la storia di un vero eroe italiano, reso tale dalla sua spregiudicata lotta alla mafia, Paolo Borsellino. Può essere utile iniziare ricordando che nel dialetto palermitano il termine mafioso significa bello, ardito, sicuro di sé. Pare che il termine sia stato associato per la prima volta ad un gruppo di delinquenti nel 1863 che rappresentarono con grande successo un'opera teatrale intitolata I mafiosi di Lamicaglia. Paolo Emanuele Borsellino è stato un grande magistrato italiano. Assassinato da Cosa Nostra con 5 agenti della sua scorta nella strage di Via D'Amelio, è considerato uno dei personaggi più importanti e prestigiosi della lotta alla mafia in Italia, insieme al collega e amico Giovanni Falcone. È figlio di Diego Borsellino e di Maria Pia Leonardo, Paolo Emanuele Borsellino nacque a Palermo il 19 gennaio 1940 nel quartiere popolare della Calza, dove durante le tante partite a calcio nel quartiere conobbe Giovanni Falcone, più grande di lui di 8 mesi. L'11 settembre 1958 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo, fino al 27 giugno 1962, quando all'età di 22 anni si laureò con 110 e lode con una tesi su il fine dell'azione delittuosa. È difficile intervenire con le parole dopo che ci si è spesi con così tanta, come dire, con così tanto ardore. La storia di questi due paladini di Sicilia, così mi sento di chiamarli, spero rimanga eterna, come la storia di, non so, di Ulisse, di Omero, dell'Iliade, perché sono due eroi dei nostri giorni. Ho rappresentato con l'emozione quello che secondo me era il pensiero di Paolo Borsellino. Con la semplicità voleva arrivare al cuore di tutti. La sabbia è un elemento semplice e quindi è con quello che io mi esprimo e spero che vi sia arrivato un granello di emozione pure a casa. Ci fa caricare per continuare il nostro impegno. Quando mi hanno fatto vedere uno sketch di pochi secondi ho subito detto: Stefania deve iniziare questa serata, una serata
che nasce nella mia mente il 23 maggio. Il 23 maggio sono andato a dormire in maniera brutta, non mi sentivo bene, perché dopo aver visto le tante iniziative nel nostro paese, come sempre succede in queste tristi ricorrenze, mi sono sentito male con me stesso per non aver potuto organizzare qualcosa come CGIL di Agrigento in onore di quel triste evento. Sono stato male perché ho detto ad Agrigento ancora una volta si fa poco e io porto la responsabilità come CGIL di non aver messo in campo nulla. Avevo un minimo di alibi perché la pandemia ci obbliga a fare poco e stare attento, però mi sono detto mai più. Ci sarà purtroppo anche il 19 luglio, quindi il 23 maggio mi sono detto il 19 luglio la CGIL di Agrigento deve scendere in piazza per ricordare il sacrificio di quelle donne e di quegli uomini che ci liberano dalla mafia, che ci liberano dalle oppressioni, che ci liberano dal malaffare. Ecco, nasce così questa giornata, e questa giornata è realizzata grazie all'impegno di tante compagne, tanti compagni, tanti amici, tanti ospiti. Avrete modo di vederli dopo, uomini e donne che hanno dedicato la loro vita, anche qui, tutti i giorni, attraverso anche la professione, per liberarci dal malaffare, per educare, un impegno in prima persona. E allora ringrazio Stefania per ringraziare tutti voi, ringrazio Alfio Mannino che continua dopo 2 anni, non so come fa, a sopportarmi e a supportarmi, perché le due cose vanno assieme, e quindi grazie Alfio. Adesso ci accomodiamo fuori, laddove iniziamo questo confronto di idee, dove i nostri graditi ospiti, gente qualificata, vedete quanta ricchezza che c'è in questa terra, ci aiuteranno a comprendere come tutti assieme possiamo continuare a dare il nostro contributo per una società migliore. Grazie davvero per la vostra partecipazione accurata, il silenzio è sempre la cartina con la sole. Grazie. Quando la grande storia entra nella nostra piccola storia, nella nostra piccola vita, sicuramente i più grandi avranno tutti quanti un ricordo di quel 19 luglio del 92. Ognuno di noi sa dove era in quel momento, perché la storia grande è stata così eclatante da fissare la nostra vita privata. Quindi in questa giornata ricordiamo Paolo Borsellino, ma ricordiamo anche Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuri, Claudio Traina e Walter Eddie Cosina, uomini della scorta che appunto accompagnavano quel magistrato che negli ultimi 2 mesi della sua vita sapeva, e lo diceva usando un proverbio siciliano, sono un morto che cammina, sogno morto che cammina. E gli uomini della scorta accompagnavano quell'uomo ed è giusto ricordare anche loro. Ricordiamo, in questi giorni noi ricordiamo anche altri uomini che sono morti come Borsellino, ricordiamo quindi Rosario Livatino, ricordiamo Peppino Impastato, come si è detto anche poco fa. Rosario Livatino e Peppino Impastato che hanno in comune la data, il 9 maggio. Il 9 maggio del 1979 muore Peppino Impastato, il 9 maggio del 2021 è stato beatificato Rosario Livatino. Quindi è bello ricordare anche questo, è bello ricordare la loro morte che è avvenuta perché hanno avuto la libertà e il coraggio di portare avanti il loro lavoro per quanto riguarda il magistrato, il loro impegno nel sociale e nel civile per quanto riguarda l'università. La domanda ora è: cosa vogliamo fare con la CGIL quest'oggi? Vogliamo semplicemente, forse potremmo anche togliere questo semplicemente, fare una mera commemorazione come
CGIL vuole fare, la CGIL di Agrigento, interloquendo anche con le istituzioni, con i rappresentanti delle istituzioni di Agrigento. E vogliamo farlo perché da loro vogliono avere, diciamo così, suggerimenti, proposte, risposte anche da mettere in campo all'interno di una città come Agrigento, che noi sappiamo ha tanti bisogni. Per cui la CGIL vuole creare una rete, vuole tessere una rete in cui inserirsi, in cui inserire i bisogni della società agrigentina, ricordandoci una cosa, che ognuno di noi dobbiamo fare la nostra parte, perché bisogna ricordarsi che a qualsiasi livello della scala sociale ciò che conta è l'esempio e ognuno di noi deve fare deve svolgere la propria vita, le proprie azioni, ricordandosi di rispettare delle regole, delle norme e quindi di portare avanti un esempio in qualsiasi ruolo. Prima presento gli ospiti, che sono appunto il procuratore Luigi Padronaggio, che è stato così gentile anzi ha voluto venire pur avendo altri impegni, Sua Eccellenza il Vescovo Alessandro Damiano, il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, il nostro segretario regionale Alfio Mannino e il giornalista d'inchiesta, non lo posso dire, vero? No. Appunto, il nostro giornalista Silvio Borzoni, da remoto a Remo, collegamento Alfonso Sabella, e qui nasce la mia gaffa, perché dicevo poco fa che abbiamo bisogno di rivoluzionare un po' la scaletta perché per impegni personali ci collegheremo tra poco. Non per ultimo, per importanza, almeno per la CGIL, avremo in collegamento anche Maurizio, il nostro segretario generale. Subito dopo le stragi palermitane del 1992 si è avvertita nella società italiana la crescita di una maggiore coscienza che le mafie costituiscono una seria minaccia all'ordine democratico di tutta la nazione e non solo di alcuni dei suoi territori. Le mafie esistono e sono un fenomeno complesso. Esse infatti svolgono una funzione economica, politica e sociale alle quali abbiamo il dovere di contrapporre con determinazione un'azione integrata sul piano della repressione giudiziaria, del risanamento e della difesa dell'economia, del sociale e infine del mondo del lavoro. La mafia non è solo un insieme di organizzazioni criminali, è anche cultura. Una cultura che fonda e regola le relazioni personali sull'esercizio sistematico della violenza e dell'intimidazione, sull'omertà, sulla segretezza, sulla trasformazione dei diritti in favori dei cittadini in sudditi. La cultura del privilegio e il disprezzo per la vita sono finalizzati alla rapida realizzazione di ingenti profitti. Infatti la forza di un mafioso è direttamente proporzionale alla quantità di ricchezza di cui dispone. Lottare contro Cosa Nostra, la Camorra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, la Stigia, le nuove mafie, tipo quella albanese, russa, turca, nigeriana, ci deve vedere impegnati anche nella promozione, nella diffusione di una cultura della legalità e della solidarietà che vede tra i suoi principali destinatari i giovani del nostro paese. Da più parti e da qualche tempo è maturata la coscienza che le mafie non possono essere considerate soltanto un problema di ordine pubblico e di carattere criminale. Le mafie costituiscono un problema nazionale e internazionale che riguarda tutta la società e il mondo del lavoro. La penetrazione delle organizzazioni mafiose in taluni gangli vitali dell'economia, i loro rapporti con settori inquinati della politica e della pubblica amministrazione costituiscono non solo un ostacolo allo sviluppo economico, ma anche un attentato alla libertà e alla dignità di un individuo, con una sospensione di fatto delle regole democratiche. Le mafie rappresentano un pericolo perché minano le basi della democrazia, del mercato, della convivenza civile e del lavoro. A volte quando si affronta il tema della mafia sembra di parlare di un fenomeno grande e diffuso, ma radicato maggiormente nelle più alte sfere della società. Quindi lo si sente quasi estraneo e distante dalla propria realtà. Invero,
quante volte siamo venuti a contatto con imprese il cui titolare non era certo un esponente di spicco mafioso, ma comunque una persona che operava con metodi mafiosi. Il caporalato non è una forma di mafia? L'impresa che non si aggiudica l'appalto e che danneggia i mezzi dell'impresa che l'ha vinto non è mafiosa? Chi utilizza le persone costringendole a lavorare in nero non è mafioso? Chi sfrutta i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, chi priva le persone dei diritti legati al lavoro e alla sicurezza sul lavoro, chi usa la crisi e la disoccupazione come forma di ricatto, non è mafioso? La mafia non è solo quella che uccide con la pistola, ma è quella che uccide l'uomo dentro, che lo svuota dei valori umani e sociali e che lo priva della propria dignità. Un problema rilevante inoltre è che spesso quando si parla di aziende mafiose ci si riferisce a imprese strutturate che versano contributi e che paiono regolari e virtuose, i cui lavoratori ricevono un trattamento economico equo e rispettoso delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Imprese mafiose, l'interesse non è tanto di fare utile quanto di riciclare il denaro. Vi sono però anche molte imprese piccole ove il mafiosetto o colui che si comporta in modo tale non si cura per niente di apparire regolare. In tal caso questo datore di lavoro, non curante delle regole oltre a non dare il lavoro dovuto ai lavoratori, in quali condizioni li farà lavorare? Quale rispetto della sicurezza e tutela della salute e della vita dei lavoratori potrà avere? Non è pensabile poter sconfiggere definitivamente una criminalità organizzata sempre più internazionalizzata e finanziaria, operando esclusivamente sul versante repressivo, delegando la lotta esclusivamente alle forze dell'ordine e alla magistratura. È necessario che la lotta contro le mafie sia portata avanti simultaneamente su più fronti e su più livelli, in particolare sul terreno dell'azione di promozione sociale, di educazione e crescita culturale. Si deve stimolare nelle giovani generazioni una forte coscienza critica e civile, una reazione di rigetto del fenomeno mafioso. Prima di tutto voglio ringraziare la CGIL per questo invito e per questa opportunità. È un incontro molto interessante questo che la CGIL promuove questa sera, perché non c'è soltanto il momento del ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta, cioè il momento del Dame Memoria, ma vuole essere una riflessione ulteriore sulla legalità, sulla cultura della legalità e sul lavoro, il lavoro giusto, il lavoro dignitoso, il lavoro in sicurezza, perché lotta per la legalità e lotta per il lavoro giusto e dignitoso sono due piloni indivisibili. Oggi la ricorrenza di questa strage, questo triste evento, viene ricordato in più convegni in parte d'Italia, anche Agrigento, come è stato accennato, la INEM che a poco si appresta a ricordare Paolo Borsellino. Ma è un momento particolare di questa ricorrenza perché probabilmente i tempi oggi sono maturi per poter affermare che forse, disgraziatamente, questa grande strage, questa strage orrenda di Via D'Amelio, non è stato soltanto frutto di Cosa Nostra, ma probabilmente hanno concorso delle entità altre, o come diceva Giovanni Falcone, delle menti raffinatissime. Forse oggi, dopo che a Caltanissetta hanno celebrato il cosiddetto Borsellino Quater, che sono stati sbugiardati falsi pentiti, che si è messo il dito su delle anomalie investigative, che sono stati evidenziati rapporti opachi tra i servizi di sicurezza e la magistratura, forse oggi i tempi sono maturi per affermare una nuova verità, perché queste vittime, i parenti delle vittime, ma la società dei giusti vuole verità, perché soltanto con la verità si appaga la sete di giustizia. Ma affermare la verità non è soltanto lotta alla mafia, è una lotta più ampia, una lotta che investe gli ampi settori della vita pubblica, politica e amministrativa. Io voglio ricordare per esempio che l'Italia è un paese afflitto da una corruzione sistemica,
Noi siamo il primo paese dell'Unione Europea come tasso di corruzione e siamo il 69esimo paese su 175 al mondo che presentano un alto indice di corruzione sistemica. Noi siamo allo stesso livello della Romania e del Senegal. Oggi la corruzione è una corruzione diffusa, sistemica. Io parlo di corruzione 2.0 perché vedete, oggi la corruzione non è più quel signore con gli occhiali da sole, con la valigetta che si incontra furtivamente al bar e scambia la valigetta, no? Oggi la corruzione è creazione di una lobby, è creazione di una rete, è creazione di un sistema di relazioni malate in cui i controllori della pubblica amministrazione vengono asserviti ad imprenditori scaltri legati alla politica, al malaffare, al clientelismo, no? L'impresa stessa diventa un'organizzazione criminale e poi tutto questo si condisce con evasione fiscale, falsi in bilancio, false fatturazioni e sostanzialmente poi noi avremo un'economia malata, avremo posti di lavoro traballanti perché non sono posti di lavoro che sono legati ad un'imprenditoria sana, ad un'imprenditoria che fa impresa rischiando propri capitali, ma un'imprenditoria che si è fatta avanti con sovvenzioni, con amicizie, con corruttela. E dunque i due temi ancora una volta sono legati. Ma il momento è particolarmente difficile perché viene in atto nello Stato una campagna denigratoria nei confronti della magistratura che pure già tanti torti, non lo posso negare. Però secondo me in questo momento la magistratura sta pagando una caduta d'immagine che va oltre i propri difetti e sta arrivando una riforma che per certi versi è punitiva per la magistratura. Ci sono da prendere dei finanziamenti internazionali, bisogna accorciare i tempi del processo, è giusto che gli investitori stranieri possano contare su una magistratura capace di portare in tempi brevi i processi a termine. Ma è pur vero che questa riforma ventilata sembra penalizzare l'effettività dell'azione penale, l'incisività di indagini che si presentano complesse, che non possono avere delle scadenze temporali prefissate. E poi c'è un grosso problema che oggi viene negato ed è quello della certezza della pena. Tanti processi, tanti polveroni, ma se poi pensate in Italia su 50.000 detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane, i detenuti condannati per reati contro la pubblica amministrazione, i colletti bianchi, sono meno di 200. Cioè noi abbiamo una popolazione carceraria di 50.000 e 200 colletti bianchi sì e no. Questi 50.000 che affliggono le nostre carceri sono per la gran parte poveri disgraziati, sono stranieri, sono ladri, gente che fa piccolo spaccio. E allora forse c'è un problema più grande che va al di là di questa campagna denigratoria. Ci sono grossi settori oggi della vita politica, amministrativa, imprenditoriale che permettono grossi guadagni e che sfuggono ai controlli della pubblica amministrazione, ai controlli delle forze dell'ordine, ai controlli della magistratura. E sono il settore dei rifiuti e il settore delle acque pubbliche. Sono due settori fondamentali perché incidono sulla salute della gente, i rifiuti, incidono sulla salute dei cittadini, sul benessere dei cittadini che devono pretendere un'acqua ad un prezzo equo e un'acqua per tutti, e un'acqua che arrivi con regolarità, e sono settori in cui abbiamo assistito a grandi arricchimenti illeciti. Su questi settori si sono costruiti imperi. Vedete, oggi noi abbiamo avuto la possibilità, lo hanno dimostrato le inchieste di Caltanissetta sul sistema Montante, lo hanno dimostrato in piccolo le indagini che abbiamo fatto ad Agrigento, ma anche a Messina, a Palermo, Catania, insomma, ma anche a Roma, vuol dire la famosa indagine sulla mafia a Roma, no? Cosa disvelano? Disvelano un sistema fatto di tante scatole, tutte collegate tra di loro, una scatola che dialoga con la politica,
una scatola che dialoga con i controllori, una scatola che dialoga con la criminalità organizzata, che diventa il braccio armato di questi affari. Questo sistema ammorba la nostra società. Ora, in questo sistema dove la legalità è negata sostanzialmente, ed è negata per grosse parti della società civile, trovare un lavoro che sia un lavoro legale, un lavoro giustamente retribuito, un lavoro che si svolga in sicurezza, diventa complicato. Per cui la battaglia per la legalità è anche la battaglia per il lavoro. Noi siamo afflitti in questa provincia dal lavoro nero, soprattutto in edilizia, in agricoltura. Siamo afflitti dal caporalato, che sfrutta non soltanto la manodopera locale, ma soprattutto sfrutta la manodopera straniera. Siamo afflitti da una mancanza di sicurezza nei cantieri, perché il lavoro nero porta a mancanza di sicurezza. E allora io capisco che c'è bisogno di lavoro, che è quasi fisiologico piegarsi all'imprenditore prepotente di cui faceva riferimento il sindaco Nicci. Io tutto questo ce l'ho presente, però forse l'esempio di Paolo Borsellino forse è tuttora valido. Non bisogna piegare la testa, bisogna battersi sempre affinché il lavoro sia retribuito in modo giusto, perché sia regolarizzato, affinché le condizioni di lavoro siano sicure. Lavoro che dà dignità all'uomo, solo questo tipo di lavoro può dare dignità all'uomo, non certo un lavoro precario, non certo un lavoro frutto di clientelismo politico, di raccomandazioni, di amicizie. Quello è un lavoro che passerà, quello è un lavoro che non crea ricchezza. Soltanto un'imprenditoria sana può dare un lavoro sano. E dunque la scommessa è quella dello sviluppo economico nella legalità, senza scorciatoie e senza compromessi. Sua Eccellenza, signore, e la domanda era per lei come istituzione, come rappresentante della Chiesa. Noi sappiamo, abbiamo avuto di questi giorni, da poco più di 2 mesi, Rosario Livatino è stato dichiarato beato. Abbiamo poco fa posto l'attenzione sul fatto che questa data rappresenta è una data molto significativa, perché anche Peppino Livatino fu ucciso il 9 maggio. Ci piace ricordare anche a questo punto che è stata anche quella la data della morte di Aldo Moro, che ha messo in ombra la morte di Peppino Impastato, e il 9 maggio invece rappresenta anche la beatificazione di Rosario Livatino. Noi abbiamo fatto una premessa: la CGIL ha bisogno anche di sapere, di conoscere quali sono i contributi che uomini come questi, come Rosario Livatino, possono dare oggi alla società civile e ai nostri giovani, se ce la facciamo ad arrivare ai nostri giovani, con un esempio. Qui ce ne sono diversi, mi sembra, giovani presenti, no? Sarebbero stati di più in epoca no Covid, non in estate, purtroppo la stagione e la pandemia hanno già aiutato. L'esempio del giudice Livatino, Rosario Livatino, direi che parla da sé. Cosa posso dire sull'esempio del giudice Livatino? Posso indicare la scelta della Chiesa, della sua più alta autorità, del Papa, di proporlo come beato. Significa proporre una persona, un battezzato, come beato, proporlo come modello certamente per tutti i credenti, ma io andrei oltre la comunità dei credenti.
a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a tutti gli uomini e le donne pensosi, nel caso di Livatino, pensosi delle sorti dell'intera umanità, delle sorti della nostra Sicilia, della nostra terra dove Livatino ha operato da magistrato. Da magistrato credente, e per questo il percorso poi lo porta a questo riconoscimento squisitamente ecclesiale della beatificazione. Da magistrato credente che affonda la sua professionalità, penso di poter dire il suo rigore professionale, lo affonda certamente nel codice, nei valori dello Stato, ma lo affonda nel suo battesimo. Noi dobbiamo considerarlo questo necessariamente. Livatino fa del suo battesimo e quindi dall'adesione al Vangelo che ne segue o che ne dovrebbe seguire, no? Adesso ne fa la chiave di lettura della sua vita. E qui allora ci si apre a tutta una responsabilità, un impegno, direi pedagogico, dei credenti e quindi della Chiesa vista come comunità di credenti. Un impegno pedagogico che deve scuotere, che quantomeno che è chiamato a scuotere le coscienze. Prima si diceva l'indignazione. Ma se le coscienze sono assopite, da dove deve venire fuori questa indignazione? Se le coscienze sono rassegnate, se la mia coscienza continua a nutrirsi in qualche modo di quella frase famosissima, anche forse usurata dall'uso, che nasce nella nostra terra, cambiamo tutto perché nulla cambia. Ecco, se le nostre coscienze si fermano lì, quale indignazione ci può essere? Ora, la testimonianza di Livatino, che è una vita buona secondo il Vangelo, ecco, per me non è una frase banale questa. Educarsi alla vita buona del Vangelo, anche per il non credente, è educarsi alla legalità, è scuotere la propria coscienza, grattugiare la nostra coscienza, così si sveglia sicuramente se ci passa la grattugia sopra. Grattugiare la nostra coscienza con quei valori che sono nel Vangelo e che sono in qualche modo anche aconfessionali, se vogliamo, che possono essere spostati da tutti questi valori, da tutti. Poi credere in Gesù Cristo, figlio di Dio, o credere in Gesù risorto, sono cammini di fede, ma il patrimonio di sapienza che ci offrono i Vangeli, fuori dal raccontino, sono veramente una provocazione potente per una pedagogia della legalità. E credo che il Magistero della Chiesa, in genere, gli interventi dei Romani Pontefici, così come il lavoro delle Chiese d'Italia, che hanno una produzione di documenti interessantissima, forse certo non conosciuta, addirittura sconosciuta da molti, ma ci sono tanti titoli importanti, la Chiesa italiana e le prospettive del Paese, dove si affronta tutta la questione del lavoro, educare alla legalità, che è pure delle nostre chiese italiane, e così via. C'è un elenco, c'è una debolezza, che non sempre questo patrimonio è passato, come dire, nell'azione feriale, quella di ogni giorno, quella che deve incontrare noi. Certamente dobbiamo dire grazie a Livatino che mafie e uomini e donne
che fanno la scelta delle mafie non possono conciliarsi con il Vangelo, non possono conciliarsi con il Vangelo, anche se nelle loro case o rifugi conservano santini o Bibbie, è una religione capovolta. Questo dobbiamo affermarlo con forza. Non ci si può accreditare perché sia una Bibbia o perché siano dei santini, non ci si può accreditare. Mafie e Vangelo sono incompatibili, questo bisogna dirlo con forza, a partire da noi, nelle nostre chiese, nei nostri edifici di culto. Questo è educare, una forma, ma credo importante, di educare alla legalità e alla giustizia. Come si è detto in altre occasioni, quella giustizia che è il piano alto della legalità. È il piano alto, perché ci sono alcuni risultati di legalità che non sempre sono giusti. E questo è importante. In questo la Chiesa può avere e ha veramente un ruolo importante dal punto di vista educativo e, ripeto, pedagogico. Grazie al Livatino è partito anche così questo gruppo di studio sulla scomunica dei mafiosi. Giusto? Questo gruppo di studio sulla scomunica mafiosi, perché anche la scomunica, che a molti non interessa, ma non fa niente. Anche qui la questione è pedagogica, tocca la cultura. E questo è importante, che ci sia all'interno del Dicastero per lo sviluppo integrale dell'uomo, ci sia al lavoro dal 9 maggio una commissione che sta studiando come formalizzare il grido famoso che riecheggia in questi spazi di Giovanni Paolo II, così come quelli di Papa Francesco negli ultimi tempi. Però ha bisogno di essere formalizzato. Papa Francesco ha voluto la commissione che lavora proprio come segno di continuità della testimonianza di Livatino. Forse sono stato un po' lungo, scusate. Dal punto di vista dello Stato, noi chiediamo quali sono le esigenze maggiori che lei ha registrato in questo suo ruolo e quali possono essere le risposte da parte dello Stato. Intanto veramente grazie per questo invito e per questa opportunità. Ringrazio la CGIL, il segretario che so veramente ha fortemente voluto questo evento che tra l'altro, come è stato detto da chi mi ha preceduto, ha un taglio che non è di mero ricordo, di mera commemorazione. Quello sì, quello è necessario sempre ricordare. Aiuta anche a rinnovare la testimonianza oggi. Ricordare questi fatti deve essere anche, come dire, visto, letto nel segno di una testimonianza che noi siamo chiamati a portare ogni giorno. Lei mi ha fatto la domanda complessa a cui devo dare una risposta spero semplice e chiara. L'esperienza di questi mesi in questa provincia, devo dire, da un lato mi ha anche molto esaltato, entusiasmato, perché questa è una provincia che trascina, che coinvolge, perché è una provincia, a parte, insomma, una provincia bellissima, piena di tanta gente per bene, che però ha difficoltà ad emergere. E allora questa è diventata una sorta di sfida, perché io dico che lo Stato non deve guardare e come dire, leggere i fenomeni. Lo Stato deve lavorare, deve agire, deve stare al fianco di chi vuole agire nel rispetto delle regole, di questa
benedetta legalità tanto così evocata. Allora io mi sento veramente di dire che non è facile fare il prefetto in questa sede, come non è facile fare il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, forse non è facile neanche fare il sindaco, perché le condizioni sono veramente complesse, tanti fenomeni partono da lontano. Purtroppo quello che noto e che continuo a registrare è questo fenomeno di grande indifferenza. Qui c'è un silenzio tombale su tutta una serie di situazioni che sembrano normali. Ci sono delle sacche di connivenze con quella che può sembrare ancora criminalità organizzata, ma che io chiamo spesso da un lato mala amministrazione quando parliamo di cosa pubblica e di imprenditoria malata che vive di questi espedienti, di questi contatti. E mentre queste situazioni proliferano, tutto il resto della popolazione, in genere siciliana, ma permettetemi di dire in particolare agrigentina, anche perché di Agrigento stiamo parlando, tace e si gira dall'altra parte. E allora è difficile spesso distinguere il bene dal male, il bianco dal nero. Probabilmente non è neanche questo il compito che abbiamo. Il compito che abbiamo, dico che ha lo Stato, quindi quando parlo di Stato parlo di tutte le istituzioni che lo rappresentano, a tutti i livelli, dovrebbe essere quello di far emergere le cose buone, le cose positive, le aziende sane, le situazioni di correttezza, quell'imprenditoria che vuole lavorare nel rispetto delle regole e poi isolare tutto il resto. Ma tutto questo è la cosa più difficile da fare, anche perché giustamente si è detto perché si parla di lavoro, di regole, di mafia, perché quel messaggio che parte da lontano e che Falcone e Borsellino hanno purtroppo, come dire, anche dovuto testimoniare con la loro vita, è quello che seguendo il dio denaro si arriva nei santuari, mi permetta l'eccellenza, giusto? Si arriva nei santuari, si arriva nei posti più impensabili in cui, come dicevo prima, il bene e il male, il bianco e il nero sono abbastanza mescolati. Quindi io penso che questa provincia, se vuole, può uscire da questa situazione, può uscire con un grande patto sociale che dovrebbe una volta tanto, come dire, tirar fuori tutte le energie migliori e isolare come un cancro quelle che sono le forze malefiche che pure sono in mezzo a noi, è inutile che ce lo neghiamo. Perché tutta questa situazione, in realtà anche ai nostri giovani, non permette di scegliere, perché bello è il rispetto delle regole, bello è il rispetto della legalità, quando si può scegliere. Se i nostri ragazzi finiti il liceo se ne vanno all'università a Milano, a Torino, a Bologna e non tornano più, ci sarà un motivo, perché non possono scegliere, perché quando tornano qui o si adattano a un sistema, che è quello che noi conosciamo bene, di tutti questi giri e di questi sistemi che guardate, da quello che mi costa, non accennano a demordere, cioè sono pienamente attivi, oppure vanno ad esprimere, a realizzare le proprie potenzialità in altri luoghi, dove io non credo che non ci sia la mafia. Guardate, la mafia c'è dappertutto, c'è al nord, c'è al centro, ormai non ci prendiamo in giro, sono sistemi che si sono molto raffinati e quindi tra l'altro non abbiamo più pistole, non se ne sentono tanto sparare e neanche le coppole vediamo più, c'è ben altro, però in altre realtà del nostro paese io credo che ancora si possa scegliere. Ecco. Qui da noi purtroppo non sempre è così. Allora io in tante occasioni ho detto e mi sono chiesta dov'è la società civile? Se io voglio
cominciare un dialogo, un rapporto, qualche cosa che mi consenta di aiutare la parte sana della società a venire fuori, a tirar fuori le grandi potenzialità e capacità che ha. Da che parte devo cominciare? Io ricevo tantissime persone e credetemi, molto spesso mi raccontano delle cose che poi quando vanno via e faccio un minimo di verifica mi sono accorta che niente è come me l'hanno raccontato. E questa cosa veramente a volte è anche molto, come posso dire, anche frustrante. Quindi noi come, diciamo, io rappresento un organo che ha anche grandi compiti di prevenzione e lo facciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione e ne abbiamo, però scarsissima collaborazione anche da parte dei cittadini. Chiediamoci anche perché in questa provincia non esiste un'associazione anti-racket. Io ricordo, dopo i fatti del 92, io ero tornata dal Piemonte, ho deciso di rimanere a lavorare in Sicilia, ho assistito proprio dal mio posto di lavoro, dal mio impegno, nel mio impegno quotidiano, ad un fiorire di associazioni anti-racket. Non è che tutte siano, come dire, perfette, giusto? Però è stato un grande movimento che ha scosso una buona parte dell'opinione pubblica. Tanti commercianti hanno deciso che non era più il caso di pagare, che c'era uno Stato che li poteva aiutare. Sono venute fuori delle leggi importanti, significative. Io una delle prime cose che ho chiesto qui è: scusate, ma c'è un'associazione anti-racket con cui ci possiamo rapportare? Non c'è un'associazione anti-racket. E questo purtroppo la dice lunga su quella che è la realtà greggentina. Non bisogna disperare, ripeto, bisogna trovare una formula, aiutarci tutti reciprocamente a far venire fuori la parte migliore di questo contesto, che pure c'è, e eventi come questo aiutano. Certo, sarebbe bene che altri ascoltassero, segretario, molti altri ascoltassero. Ecco. Poi è un seme che si getta, come anche il fatto di andare nelle scuole, parlare con i ragazzi. Ho incontrato dei ragazzi, ma che sono pieni di valori e di buona volontà. Speriamo che non si arrendano, perché qua a un certo punto io vedo tanta gente rassegnata e questa è la cosa che mi fa veramente più paura e tristezza, e lo dico con grande rammarico. Forse sono stata anche un po' troppo negativa, però io dal mio punto di vista, ecco, io non so se ho risposto alla sua domanda, ecco, mi sento però di dire che, l'ho detto anche in altre occasioni, ci vorrebbe un bellissimo scatto di orgoglio che forse ci aiuterebbe a voltare definitivamente pagina. E un grazie sempre a questi uomini e donne dello Stato che continuano a lanciarci un messaggio che non è solo il 23 maggio e il 19 luglio, è un messaggio forte e dirompente che, devo dire, la mia vita l'ha in qualche modo cambiata, perché io ero pronta a ritornare da dove ero venuta, ho deciso di rimanere in Sicilia, anche perché è qui che voglio lavorare, ho lavorato per la buona parte della mia carriera. Grazie. E benvenuto a questo evento organizzato dalla CGIL di Agrigento. Allora, segretario, è un piacere averla qua. Allora, noi sappiamo che la domanda, noi vorremmo farle questa, sappiamo che la CGIL nel suo statuto dichiara il proprio impegno nella lotta contro tutte le organizzazioni criminali e ovviamente contro la mafia. Tra l'altro penso che saprà che la CGIL di Agrigento si è costituita parte civile in 2 importanti processi contro la mafia. Alla luce di quello che è il dibattito di questa sera, di quelli che sono di questo dibattito che vedono la CGIL di Agrigento al centro, di questo tentativo di costruire una rete, quali sono le conclusioni o comunque
gli argomenti che si possono aggiungere dal suo punto di vista, nel suo ruolo di segretario. Se mi ha sentito. Beh, innanzitutto un caro saluto a tutte e a tutti e intendo dare un mio contributo a questa iniziativa importante. Tra l'altro vorrei partire proprio dal titolo dove si parla dell'esigenza della memoria, lavoro e legalità. È utile ricordare a proposito di memoria che, diciamo così, da sempre, fin dai primi movimenti antimafia, quelli che prendono proprio vita nelle campagne siciliane, i famosi parchi siciliani, nascono proprio innanzitutto non semplicemente perché si era contro la mafia, ma nascono proprio per riaffermare una dignità e una qualità del lavoro e per combattere forme di vero e proprio schiavismo che si determinavano. Questo per dire naturalmente che nel DNA della nostra organizzazione e nella storia della nostra organizzazione è chiaro che la difesa del lavoro, dei diritti nel lavoro, della dignità nel lavoro è sempre stato un elemento di fondo per contrastare sia culturalmente sia da un punto di vista di condizioni di lavoro la logica mafiosa e la logica criminale che punta in qualche modo a mettere in discussione appunto i diritti delle persone di lavoro. E dall'altra parte la storia della filiera, a proposito di memoria, ma la storia naturalmente anche delle lotte per l'emancipazione del lavoro. Io in Sicilia ho visto in molte situazioni diciamo così, di uccisione dei sindacalisti, di delegati, di lavoratori. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. Contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora, forza, conta e cammina, vai! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 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 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Con la scuola facendo parte del coro, per cui continuo a collaborare con loro con i progetti che vengono portati avanti. Diciamo, l'idea, la direzione artistica e quella musicale sono della maestra Agnese Carruba, che è la maestra
del coro del Mauro Rico, che in sinergia con la scuola ha portato avanti la voglia di intraprendere un modo nuovo, inclusivo e incisivo soprattutto di portare avanti il tema della lotta alle mafie dentro la scuola, che non passi solo dalle aule, dalle conferenze, ma anche dalla musica. La canzone è una cover dei Modena City Ramblers, che sicuramente avrete riconosciuto. Il video, la musica, i suoni che avete ascoltato poco fa sono tutti realizzati dentro la scuola con piedi, passi, pugni sui banchi, matite e gessetti. Questa è stata una scelta della maestra come parte integrante del video, come un messaggio, una voce che esprime la volontà di continuare a raccontare la storia di Peppino dentro le scuole anche in modi alternativi. Come progetto, il coro è un progetto che la scuola, diciamo, porta avanti da anni. Abbiamo festeggiato qualche anno fa i 20 anni del coro del Mauro Rico e diciamo il punto è che la musica è un mezzo che può essere usato anche come strumento di didattica ed è uno strumento che viene usato per raccontare una storia e in questo caso è stato scelto di raccontare la storia di Peppino Impastato. Tramite il coro i ragazzi e le ragazze della scuola, oltre a formarsi musicalmente, stanno insieme, imparano a stare insieme, a socializzare, a condividere e a fare comunità. Subito dopo la pubblicazione del video, il video è letteralmente esploso, oggi ha più di 65.000 visualizzazioni, ci sono arrivati tantissimi messaggi, sono stati giorni pieni di emozioni e i ragazzi della scuola che si mandavano i messaggi man mano che arrivavano hanno condiviso queste emozioni, soprattutto quando questi messaggi di ringraziamento e di supporto arrivavano dalle vittime di parenti di mafia. Le idee della maestra Carruba si sono concretizzate con le riprese della ragazza Deborah Bernava che ha realizzato il video all'interno della scuola. Quindi il messaggio è che la musica può viaggiare nel tempo e nello spazio per portare avanti anche messaggi di memoria, messaggi di memoria e di bellezza. Il video, diciamo, è stato un successo inaspettato perché, diciamo, ha fatto un po' il giro e non era, diciamo, una cosa che ci aspettavamo. Il grazie finale sicuramente va alla bellezza che va difesa, preservata e diffusa il più possibile. Allora, io nel libro ho comunque capito che la mafia che è rappresentata dal padrino dell'antimafia, diventa qualcosa di... non è più la mafia eclatante che fa le stragi, che si pone come apparato, che si pone contro lo Stato con le bombe, ma è una mafia più subdola. Questo lo possiamo ricavare dalla lettura di questo libro, perché è una mafia che si nasconde, che anzi che opera nell'ombra e opera con chi ha potere, questo lo possiamo dire. Allora, a me sembra, e comunque vorrei conferma di questa, una mafia ancora più pericolosa, perché è silenziosa, perché non si fa sentire, perché non si fa vedere e sembra quasi che non ci sia. Poi però ci sono le notizie, sappiamo di chi dovrebbe rappresentare un paladino contro una mafia che in effetti è, possiamo usare, profondamente collegato alla mafia stessa. Allora, buonasera, grazie, buonasera. Io faccio sempre il giornalista, eccellenza, lei ci ha dato una notizia straordinaria stasera, l'ha buttata così, forse ero distratto io nelle settimane scorse, ma dopo le straordinarie parole di Papa Wojtyla nella Valle dei Templi, dopo le straordinarie parole di Papa Francesco in uno dei suoi primi viaggi in Calabria, io non ho mai sentito parlare di questa commissione istituita. È una straordinaria notizia questa, perché incide la dottrina della Chiesa, quindi lei l'ha buttata così, ma è un passo in avanti formidabile. Non so se era inedita, io non lo sapevo, ma l'ho presa con grande felicità questa cosa. Allora, poi lei ci ha dato un'informazione preziosa, il procuratore è stato molto ottimista. Poi la città avrà tanti problemi, ma anche adesso non ce ne possiamo parlare bene del procuratore, no? Avete la fortuna di avere un procuratore poco distratto rispetto ad altri
che ci sono stati in precedenza. Molto ottimista per le stragi, la prefetta un po' pessimista, forse però può essere un momento di stanchezza. Allora, molto ottimista il procuratore entrando nelle stragi, perché i magistrati di Caltanissetta hanno fatto un lavoro straordinario, gli ultimi, perché hanno dovuto indagare sulle indagini che non erano state fatte bene, c'erano stati depistaggi, falsi pentiti, quindi è un lavoro già complicatissimo lavorare sulle stragi, su materia incandescente. Dopo tutto questo tempo sono riusciti a far emergere dei frammenti di verità. Quindi a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Il procuratore l'ha visto 3/4 pieno. Non è facile, non è facile. Io credo che molte di queste vicende, per cui la vicenda tragica del 19 luglio 92, quella del 23 maggio, siano, io ripeto sempre una frase, che il cratere di Capaci è troppo grande per entrare in un'aula di giustizia. I magistrati sono molto bravi, ci hanno messo grande impegno, molti di loro, non tutti, molti di loro sono molto competenti, ci hanno messo passione, ci hanno messo sudore, fatica, dolore, perché erano molti di loro amici anche del dottore Falcone e del dottore Borsellino, ma i magistrati hanno dei confini, sono le leggi, i codici, le norme, e non credo che noi avremo una verità sulle stragi da un punto di vista giudiziario. Loro si avvicineranno, io credo che sarà la storia a consegnarci la verità su quello che è accaduto in quei 56 giorni sostanzialmente. Loro ce la mettono tutta, sono stati bravissimi, ma non credo che avremo questa verità, anche perché le cose sono cambiate velocemente in queste stragi. Arriviamo poi alla domanda che ha posto lei. Sono passati quasi 30 anni, ma sembra che siano passati quasi 3 secoli per certi versi, perché si dà un'idea delle stragi, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, mentre la prefetta ha detto una bellissima frase, in mezzo a noi, la verità è questa, in mezzo a noi non ci sono i cattivi e noi siamo i buoni, è in mezzo a noi, e questo è il vero problema, perché se no non saremmo qua a parlare da 3 secoli. La mafia non è né mafia punto 3, punto 2, punto 0, perché quando si va ai conventi dice la mafia è cambiata. La mafia non è cambiata per niente. La mafia si è riappropriata della sua natura. La mafia è tornata la mafia che c'era prima, dopo la spaventosa parentesi dei Corleonesi. In 25 anni questi Corleonesi hanno cancellato dalla faccia della terra esponenti dell'aristocrazia mafiosa da una parte e dall'altra hanno sferrato, sono sempre un video su cosa dire, un attacco a esponenti dello Stato o a quegli esponenti dello Stato che si erano messi di traverso, hanno regolato dei conti politico-criminali e quando non servivano più, dopo le stragi del 92 e la coda italiana del 93, sono stati presi uno dopo l'altro, manca l'ultimo, ma i capi mafia cadono quando non servono più, quindi caderà pure quello. E adesso è ritornata la mafia di sempre, la mafia che non si manifesta all'esterno con la violenza delle armi, con le bombe, con i Kalashnikov, ma che fa la mafia? Si è riappropriata del suo DNA, come era prima dell'entrata in scena di Totorina e di tutte quelle facce sconce che abbiamo imparato a conoscere in questi 25 anni. La mafia è tornata mafia silenziosa. Quando io ero un bambino, io sono in una città qua vicino, Caltanissetta, c'era il capomafia che arrivava da Mussomeri, perché era Genco Russo, fino al 74 era vivo, si metteva davanti al comune, arrivava il prefetto e lo bocciava, arrivava il sottosegretario e lo bocciava, arrivava il ministro e lo bocciava, arrivava il comandante dei carabinieri e lo bocciava, arrivava il questore e lo bocciava. Le stesse scene io le ho riviste pochi anni fa a Caltanissetta e a Palermo.
non hanno più le giacche di velluto, le coppole, le lupare, ma quell'odore è indelebile sulla pelle, si sente sempre, quindi uno si può anche vestire bene. Si parla di colletti bianchi, io non credo ai colletti bianchi, i colletti sono neri, i colletti sono neri. Quindi la mafia è tornata quella di sempre. E il problema è che non tutto lo Stato è attrezzato per capire che cosa è accaduto in questi anni. Ci sono pezzi dello Stato che sono proiettati alla ricerca della verità e altri pezzi dello Stato che questa verità cercano di nascondere. Il processo a cui si riferiva il procuratore Patronato, cioè il Borsellino Quater, è proprio un esempio classico di tutto questo, con un pezzo dello Stato che cerca di capire che cosa è successo quel 19 luglio e altri pezzi di Stato che ancora oggi cercano di nascondere quella verità. Quindi lo Stato non è monolite, una pietra unica, ha tante anime. E anche l'informazione, forse molti di voi non sanno che la città di Agrigento in qualche modo rientra con questa vicenda di Borsellino, perché Borsellino nel luglio del 1988 in silenzio è venuto qua ad Agrigento, ha partecipato ad un dibattito, credo in una scuola a Villa Seta, credo, insieme al sindaco di Palermo, Orlando, credo che ci fosse anche il professore Galasso e un altro ospite che forse era il professore della Chiesa, e disse delle cose pazzesche. Disse: il pool antimafia è finito, Falcone è solo, a Palermo non si fanno indagini dal 1985, da 3 anni, da quando hanno ucciso i 2 poveri commissari Montana il 28 luglio dell'85 e Cassarenzi e Livio. Ecco, nessun giornale ha pubblicato, della rassegnazione, adesso parlo dell'informazione, nessun giornale ha pubblicato le parole di Borsellino pronunciate qua, nemmeno una riga. Tant'è che una settimana dopo, avvertito da qualcuno qua ad Agrigento, io e un collega dell'unità siamo andati a trovarlo a Marsala, dove era procuratore. Ci rilasciò un'intervista, è successo il finimondo, perché intervenne il Presidente della Repubblica, che al tempo era Cossiga, e si aprì il primo caso Palermo. Falcone si dimise dal pool, poi fu nominato pochi mesi dopo procuratore aggiunto. Borsellino, per quell'intervista, fu messo sotto accusa dal Consiglio Superiore della Magistratura, lo stesso Consiglio della Magistratura che 3 mesi prima aveva scelto un altro magistrato, non permettendo a Falcone, che aveva dato straordinaria prova di sé, di diventare consigliere istruttore. C'è una piccola parte della storia che interessa Agrigento e il silenzio della stampa in quell'occasione. Che dire, 56 giorni, noi siamo tutti siciliani, ero a Palermo il 23 maggio, ero a Palermo il 19 luglio, nessun siciliano capace di intendere e di volere in età adulta è andato, è tornato a casa quella notte senza un pensiero, la fine dei Corleonesi, perché quella strage ha segnato la fine dei Corleonesi, perché 2 stragi, una dietro l'altra, significava solo la fine di Rina. Ecco perché ritornano le ombre dei concorrenti altri, dei mandanti a volto coperto, dei mandanti esterni, e purtroppo se noi non riusciamo a capire che cosa è successo in quei 56 giorni, c'è una grossa ipoteca sul nostro futuro, sul nostro paese, sulla nostra democrazia, su quello che verrà. Ho sentito troppo spesso, mi scusi Prefetto, la parola legalità. Nella mia città, appena sentono la parola legalità, scappano da tutte le parti, cioè fuggono, perché c'è. La città è capitale della legalità, una bufala di quelle grosse. C'è una zona franca della legalità voluta da un indagato di mafia e da un presidente della regione appena rinviato il giudizio per concorso esterno. Protocolli della legalità a non finire,
E c'è il palazzo più grosso della città, che naturalmente si chiama Palazzo della Legalità. I cittadini, appena sentono parola legalità, fuggono da tutte le parti sperando di non essere acchiappati. Ho finito. Ho sentito in parte il vostro interessantissimo dibattito, soprattutto diciamo che ho sentito quelle parole che Pietro Aielli disse proprio a me, dire all'inizio, quando praticamente dopo l'ho arrestato questo signore dopo una lunghissima indagine che durava per 9 mesi e trovando nel suo covo altare paramenti sacri, libri di teologia, avendolo arrestato prendendo un prete che gli andava a dire messa per ucciderlo, cercai di convincerlo a collaborare con la giustizia. E in quel momento ieri mi disse quella frase, mi disse: bene, quando voi venite nelle nostre scuole a parlare ai nostri ragazzi di legalità, rispetto alle regole, questi vi seguono. Ma quando poi questi ragazzi si trovano di fronte al loro mondo, di fronte alla necessità di trovare un lavoro, un'assistenza economica, di trovare una casa, non trovano voi Stato, trovano a noi mafia. Quindi che cosa collabora a fare? E allora mi capì una grande verità, perché io non ho saputo che cosa replicare. Capii che la lotta alle mafie non si può fare solo con la repressione. Noi, a parte la vicenda che oggi, di cui oggi ricorrerà l'anniversario, il processo per l'omicidio di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della sua scorta, su cui ancora oggi non sappiamo la verità e che sta a susseguirsi di depistaggi, molti di quali francamente evitabili. E a parte quello, noi siamo bravi a contrastare le mafie. Devo dire la verità, alle nostre forze di polizia, alla nostra magistratura, che come giustamente ricordava il vice padronaggio, sta vivendo un momento di grande perdita di prestigio e di credibilità, è molto preparata ad affrontare l'aspetto repressivo. Quello che è mancato nel nostro paese, che continua a mancare, è l'altro aspetto, quello fondamentale, quello costruttivo, ed è quello che credo che più interessa a tutti. Perché, vedete, quando noi a tagliare le malere, ormai siamo bravi, grazie agli insegnamenti di Falcone e Borsellino, abbiamo creato generazioni di magistrati, generazioni di poliziotti, di carabinieri molto bravi, molto attenti, molto capaci nel contrastare le mafie, nel contrastare anche la loro evoluzione, nell'intercettarne certe volte anche i cambiamenti. Ma che cosa abbiamo fatto perché queste non si riproducono? Praticamente nulla. Io di questo me ne sono reso conto proprio quando ho fatto quella mia esperienza breve ma intensa da assessore alla legalità comunale. Che vedete, parlare di legalità è una parola assolutamente vuota, è una parola che se non riempiamo di contenuti rischia di diventare quello che molti pensano che sia, non frena lo sviluppo. Oggi sta passando, molti sono interessati a far passare l'idea che il rispetto delle regole freni lo sviluppo, che il rispetto delle regole sia un... Mi sentite, scusate? Sì. Che il rispetto delle regole sia qualcosa che impedisca di fare le cose. E quanto di più sbagliato ci può essere, perché non è vero tutto questo. Far passare quest'idea che il rispetto delle leggi, il rispetto delle regole sia un freno all'economia, impedisca di fare le gare nei tempi rapidi, impedisca di fare le cose e di dare lavoro e occupazione, è proprio quello che la mafia vuole, che la mafia pretende. Vedete, io faccio sempre l'esempio. Quando arrivai a Roma mi trovai in una città che non so se fosse mafia quella che c'era in Campidoglio, io ancora non l'ho sentita, vi assicuro che sono anche bravo a sentire. Ho sentito però tanta puzza di mazzette, tanta puzza di illegalità dominante, tanta fragilità in quelle macchine amministrative, di quella struttura burocratica. E ho capito che bisognava metterci mano cercando di creare delle strutture più agili, più pratiche, più capaci, mettere dentro i migliori funzionari che abbiamo. Cominciare cercando di istituire la centrale unica di committenza, cioè una cosa molto banale, per fare in modo che gli appalti, invece di essere distribuiti con la logica dell'emergenza, io ho trovato la logica dell'emergenza programmata, cioè arrivare a novembre,
quando praticamente mancano 2 mesi alla possibilità di spendere i soldi e quindi a fare tutte gare in emergenza, attribuendo i 40.000 euro o lavoro frutto sugli arbitri a casa senza alcun rispetto. Credo cercare di dare una programmazione. È una centrale unica di committenza. Oggi come oggi ancora a Roma, se io voglio comprare 15 sedie per 15 presidenti di municipio, non faccio una gara per comprare 15 sedie, faccio 15 gare per comprare una sedia. Capirete che questo è un sistema che fa comodo a tutti, è un sistema che fa comodo a chi vuole che quelle 15 gare diventino 15 occasioni di corruzione, che quella sedia venga pagata di più perché non si fanno le economie di scala, che quelle imprese lucrino quanto più possibile su quella base, che i lavoratori abbiano meno tutele, meno garanzie. Tutto questo, vedete, e purtroppo passa normalmente sotto silenzio, perché noi ci troviamo di fronte alla classe politica, non parlo più da magistrato adesso, ci troviamo di fronte a una classe politica fragilissima, che non è mai capace di adottare scelte impopolari. Quando dico scelte impopolari, molto spesso capita che l'interesse pubblico confligga con il proprio interesse elettorale, ma non lo si fa. Pensiamo a quello che accade con le concessioni che sono in mano di un gruppo di elite. Io per liberare il mare di Roma, per provarci, ho dovuto arrivare con le ruscole e aprire i varchi al mare, ma appena me ne sono andato l'hanno chiuso. Io per rispettare la legalità e impedire che i mafiosi del litorale si prendessero i beni pubblici ho cacciato calci nel sedere il signor Vito Piazzi dalla gestione dei liti, il signor Roberto Spada dalla gestione di una palestra, me ne sono andato io e quella palestra non l'ho fatta niente e tutti voi poi sapete come è finita con la testa dei giornalisti. Ecco, vedete, bisogna avere il coraggio, e quello che manca in tutto questo è il coraggio. Noi tra le forze di polizia, tra i magistrati, quelli che hanno dato la vita, sono tanti, inutili ancora, cioè veramente è importantissimo ricordarlo, è inutile stare a piangere sui loro cadaveri se non diamo un'alternativa, se non facciamo qualcosa di questo. Quello che è mancato in questo paese, quella seconda parte, quel discorso che mi ho fatto ieri, c'è la Costituzione. Io parlo sempre di un eroe nei nostri tempi, uno dei pochi eroi, perché io purtroppo per mia formazione non considero eroi i magistrati e poliziotti che hanno lasciato la loro vita per servire il loro paese, perché hanno fatto il loro dovere come lo facevamo e sapevamo il rischio che correvamo quando eravamo a Palermo in quegli anni, quando tutti noi ci sentivamo come i marinai inglesi alla vigilia della battaglia di Trafalgar, quando l'ammiraglio Nelson disse tutta l'Inghilterra si aspetta che ciascuno di noi faccia il proprio dovere, e noi l'abbiamo fatto il nostro dovere. Forse non fino in fondo, forse abbiamo fallito, nel senso che non siamo riusciti a consegnare alle nuove generazioni un paese libero da mafia, libero dalla corruzione, libero dal malaffare, ma qualcosina l'abbiamo fatto. Ecco, io mi riferisco invece a un eroe dei nostri tempi che è Don Pino Puglisi, che mi piace ricordare. Perché vedete, Don Pino era una scheggia impazzita nel meccanismo delle mafie, perché Don Pino spiegava che c'era un altro mondo possibile nel brancaccio. Spiegava ai ragazzi che potevano imparare a fare di conto, che potevano superare i corsi scolastici, potevano imparare un mestiere, potevano aprire un'attività commerciale senza passare dalle mafie. Questo minava alle fondamenta quel potere mafioso. Per questo Giuseppe Graviano ha dato l'ordine di ammazzarlo con 2 colpi di 7,65 all'anno del prete coraggioso. E quando quel prete è morto, al posto del centro Padre Nostro, non è successo niente, hanno chiuso quel centro e lo Stato non c'è stato. Scusate il gioco di parole, lo Stato è diventato assente. All'entrata di Palermo in quegli anni c'era scritta una frase sui muri alla rotonda di Viorello, quando c'era la Roma: lo Stato è assente, venga accompagnato dai propri centri. Era un modo per ridere, un modo per tutto siciliano di prendere del nostro catalismo per prendere quella cosa in maniera ridicola. Ma la realtà qual è? La realtà è che quella parte dello Stato che ci doveva essere, quella parte che quando noi magistrati, noi poliziotti, noi carabinieri tagliavamo quelle malerbe, ne piantassi di nuovo di più sane e dicesse ai cittadini c'è un altro mondo possibile, c'è un modo diverso di essere siciliani, di essere in questa città. Ecco, quella parte lì è mancata. È mancata probabilmente per una fragilità intrinseca della politica.
per l'incapacità di adottare scelte popolari, per mala volontà, per il fatto che molte le mafie si erano anche infiltrate in maniera seria, lo sapete benissimo, all'interno delle istituzioni. Però ecco, se vogliamo veramente ricordare in maniera sana, in maniera efficace, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, tutti gli uomini, tutti i magistrati, poliziotti, carabinieri che hanno dato la loro vita in quegli anni, e questo è il nostro paese migliore, lo possiamo fare soltanto cercando di costruire un futuro diverso, di dare una prospettiva diversa ai nostri ragazzi, di dire ai nostri ragazzi un altro paese è possibile, questo paese noi proveremo insieme a voi a costruire. Don Pino Puglisi appunto insegnava ai ragazzi e alle ragazze siciliane di lavorare e combattere per una società più giusta, e io credo che con la discussione che noi qui questa sera stiamo leggendo, anche sulla base delle sollecitazioni che sono venute innanzitutto dall'intervento di Luigi Patronaggio, noi vorremmo fare un tratto di strada, e questo tratto di strada è quello di dire ai ragazzi e alle ragazze siciliane che noi siamo qui perché vogliamo costruire una terra in cui loro possono davvero costruire in questa terra il loro futuro, coltivare qui i propri sogni. Perché se c'è una colpa e una responsabilità che la nostra generazione ha avuto, che dopo la stagione delle stragi di Falcone e Borsellino, dove in quella stagione ci fu davvero un movimento di rabbia, di indignazione, che provò davvero a far emergere anche la parte migliore della Sicilia, purtroppo a quella stagione non sono poi susseguiti i fatti. Non siamo stati in grado di canalizzare quella voglia di riscatto di buona parte della società siciliana per costruire appunto una Sicilia migliore. E guardate, questa è una terra, lo ricordava Patronaggio, in cui purtroppo legalità non è soltanto la mafia, c'è la mafia che oggi purtroppo attraversa buona parte dei settori economici della nostra regione, e non soltanto l'agricoltura, l'edilizia, ma anche quei settori innovativi dell'economia siciliana. Penso a tutto ciò che ruota attorno alle politiche energetiche, a quello che attorno ad essa ha generato qui in terra, in una provincia vicina a quella di Agrigento, oppure appunto a quella mafia che si presenta con i colletti bianchi o neri secondo il punto di vista, ma che purtroppo riesce a penetrare buone parti dell'economia siciliana e riesce a penetrare anche pezzi delle istituzioni della nostra regione e non solo. E guardate, dentro questo scenario noi abbiamo la necessità di coltivare la legalità e di costruire la legalità contrastando la mafia, ma consentendo anche che in questa terra ci possa essere un lavoro dignitoso e giusto, perché non è un lavoro dignitoso e giusto quello dove i ragazzi e le ragazze sono costretti a lavorare 10-12 ore al giorno nei nostri campi per una paga di 10-12 euro appunto al giorno. E allora, se noi vogliamo davvero provare a costruire una società dove diciamo alle ragazze siciliane e ai ragazzi siciliani che questa è la terra dove devono costruire il loro futuro, noi oggi dobbiamo davvero provare a mettere in campo una grande iniziativa, una grande mobilitazione per provare davvero a cambiare questa nostra società. L'iniziativa di oggi della CGIL non parla soltanto alla nostra organizzazione, agli iscritti e alle iscritte alle CGIL, non parla soltanto alle istituzioni. Parla innanzitutto alla società diffusa, alle istituzioni locali che oggi sono quelle che in primo luogo sono chiamati a misurarsi con i bisogni dei cittadini e delle cittadine, a quei sindaci che con coraggio svolgono con dedizione quel lavoro. Noi diciamo: voi non sarete da soli, perché la CGIL c'è. Oggi noi abbiamo avuto come CGIL Cisleguino un incontro con l'onorevole Letta, a cui abbiamo spiegato che se davvero vogliamo iniziare a dare una risposta ai tanti cittadini e alle tante cittadine siciliane, dobbiamo mettere in condizioni i comuni, gli enti locali a dare le risposte che i cittadini si aspettano, perché se già i comuni, che sono le istituzioni più vicine e prossime ai nostri cittadini, non sono in condizione di assolvere il loro ruolo e la loro funzione, quello che crescerà sarà un sentimento di sfiducia e di rabbia nei confronti delle istituzioni. E la sfiducia e la rabbia dei cittadini sono la precondizione poi per la crescita dell'illegalità e per lo sviluppare della mafia. E allora, se questo è, io credo che noi oggi abbiamo coltivato un piccolo seme. Non è sufficiente, certo, abbiamo la necessità, caro Alfonso, di continuare
di continuare a farlo confrontandoci e misurandoci con le istituzioni, con il mondo dell'associazionismo, del volontariato, provando a dire alle ragazze e ai ragazzi siciliani nelle scuole che attraverso la legalità si può costruire una società migliore, e provando soprattutto a costruire un grande movimento di riscatto per far sì che quello che non riuscì nella stagione dopo il 92 possa realizzarsi ora. Guardate, noi stiamo attraversando un tempo straordinariamente difficile e complicato, ma un tempo anche di straordinarie opportunità. Le tante risorse che arriveranno nella nostra terra potranno prendere due strade: o quella di dare una risposta per costruire un nuovo modello di sviluppo e di crescita della nostra regione e quindi costruire una regione più giusta, oppure quella di accrescere la mafia e la criminalità organizzata. Quello è un passaggio delicato che chiama tutti noi a svolgere con tanta intelligenza il nostro ruolo e la nostra funzione. Le istituzioni, la Chiesa, il volontariato, i giornalisti, il sindacato, la politica e le istituzioni nel suo complesso. E dalla capacità di come noi affrontiamo questa stagione costruiremo la società e la Sicilia del domani. Per quanto ci riguarda, la Sicilia del domani che vogliamo costruire è una Sicilia più giusta, è una Sicilia dove dice alle ragazze e ai ragazzi siciliani che questa è la loro terra e in cui devono coltivare i propri sogni e qui devono costruire il proprio futuro. Nel concludere, ringraziando tutti i partecipanti, ringraziando il vescovo Attilio Bolzoni, Alfio Mannino e chi già comunque è andato via per impegni istituzionali in altre sedi. Ringrazio nuovamente il sindaco, ringrazio il presidente di Memoria e Futuro che ha comunque collaborato per la riuscita di questa serata.